Civezzano Calceranica. I gialloverdi hanno perso nell'ultimo match, portandosi a 6 lunghezze dalla vetta. Ora bisogna riscattarsi subito, anche per difendere la seconda piazza. Per il Civezzano in cerca di punti non sarà facile. Fassalona Lases. Gli ospiti arrivano da una bella prestazione contro il Gardolo, dimostrando di poter dire la propria in questa categoria. Il Fassa però è in cerca di riscatto dopo la sconfitta contro l'Aquila. Partita molto interessante. Fiemme Rovere. La formazione di casa sta viaggiando a ritmi pazzeschi e inimmaginabili a inizio stagione. La partita di questa settimana può dare la possibilità di continuare la rincorsa al secondo posto. Gardolo Mattarello. Due squadre in cerca di riscatto si affrontano in una partita che può dire molto sulla stagione del Gardolo. I gialloblu sono in lotta per la seconda posizione, mentre il Mattarello non ha più nulla da chiedere al campionato. Telve Calisio. I grigiorossi devono tornare a vincere per sperare ancora nella salvezza, ma i gialloverdi sono tornati a vincere dopo un mese pessimo e ora vogliono dare continuità al proprio finale di campionato. Vattaro Dolomitica. Attenzione a questa partita, il Vattaro è obbligato a vincere per uscire dai play-out, mentre la formazione ospite ha un margine di soli 5 punti. La vittoria oggi potrebbe chiudere ogni discorso anticipatamente. Berla Aquila Trento. La capolista ha fretta di chiudere il campionato dopo la sconfitta del Calceranica, ma i rossoverdi sanno che non sono affatto salvi e necessitano di punti. Due ambizioni diverse, ma le motivazioni sono altissime.